Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Da domani la nostra regione passerà in zona arancione. Le limitazioni riguarderanno in particolar modo le persone non vaccinate. Allora vediamo cosa cambia. Da lunedì 24 gennaio il Friuli Venezia Giulia sarà in zona arancione. Il passaggio è una conseguenza del superamento delle soglie del 30% di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari da parte di pazienti ricoverati per Covid e del 20% nei reparti di terapia intensiva. Cambierà poco per la maggior parte della popolazione. Le uniche limitazioni infatti riguardano le persone non vaccinate. In zona arancione le persone che non hanno il Green Pass possono spostarsi verso un altro comune o un'altra regione solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune, con la stessa autocertificazione che era stata introdotta durante l'emergenza. Inoltre non potranno utilizzare gli impianti di risalita e nei giorni festivi e prefestivi non potranno neppure entrare nei negozi e nei centri commerciali. In caso di comuni di massimo 5.000 abitanti è consentito lo spostamento verso altri comuni entro i 30 km, ad eccezione del capoluogo di provincia, sempre consentito lo spostamento all'interno del proprio comune. Per loro sarà vietato seguire anche corsi di formazione in presenza. Vediamo i dati della pandemia, nuovo record di contagi ieri nella nostra regione, 5.876 le positività e 8 i decessi. Nel dettaglio su 10.987 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.538 nuovi contagi con una percentuale di positività del 13,99%, sono inoltre 24.624 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4.338 casi, il 17,61%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono diminuite, pari a 36, di cui 30 non vaccinate, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 427, oltre 60.000 gli isolamenti attuali in regione. Ed ora apriamo la cronaca con le parole della mamma di Lorenzo, il ragazzo morto venerdì in un incidente sul lavoro. È triste che un ragazzo di 18 anni esca per andare a scuola e non torni a casa. Così Maria Elena Dentesano, insegnante, la madre di Lorenzo, il ragazzo morto, a 18 anni in un incidente in fabbrica venerdì, ha riferito al sindaco di Castione di Strada Ivan Petrucco. Secondo quanto scrive la Repubblica, quando ieri pomeriggio è andato a trovare la famiglia Parelli, che nella piccola comunità di 3.500 persone conosce da sempre. Lorenzo era un ragazzo dal carattere buono, con la B maiuscola, sono le parole della madre riportate dal quotidiano. Si adoperava in famiglia e con gli amici con disponibilità e generosità senza misura, sempre pronto a organizzare ritrovi, eventi e con l'unico scopo di stare in compagnia e in allegria. Amava ridere e scherzare. Un anno fa aveva acquistato la sua prima moto, una delle sue grandi passioni oltre alla montagna. 2 persone sono rimaste ferite in maniera seria, trasportate a sirena in codice giallo all'ospedale di Monfalcone nella tarda serata di ieri a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Grado. Per cause al vaglio dei carabinieri, il conducente di una Renault Captur ha perso il controllo del veicolo uscendo dalla careggiata, abbattendo le strutture divisorie in legno. L'impatto, che non ha coinvolto altri mezzi o persone, è stato molto violento. Diverse parti dell'auto e anche della struttura che delimita l'area ciclabile pedonale sono finiti proiettati a diversi metri di distanza. Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al 112, sul posto è intervenuto l'equipaggio di un'ambulanza, sono intervenuti anche i pompieri del distaccamento di Monfalcone, l'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Le 2 persone rimaste coinvolte nell'incidente della zona sono in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Doppio intervento dei vigili del fuoco del comando di Gorizia la scorsa notte per domare 2 incendi che si sono sviluppati quasi contemporaneamente in 2 paesi diversi. Il primo alle 21:30 a Gorizia, in un'abitazione singola dove le fiamme sono diventate dal cammino che sono state rapidamente domate dai pompieri. Il secondo rogo intorno alle 22:10 a San Pier di Isonzo, probabilmente per il malfunzionamento della canna fumaria o per un problema all'impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell'abitazione. Si è sviluppato un incendio che ha creato notevoli danni al tetto. L'intervento dei pompieri è stato decisivo per evitare che le fiamme potessero estendersi anche ad altre dimore. Nessuna persona è rimasta ferita.
Lutto nella comunità religiosa del Santuario della Beata Vergine di Castelmonte, sulle alture di Prepotto. All'età di 94 anni è mancato il sacerdote e frate Teodorico Bonaventura, per 16 anni a servizio dei pellegrini del luogo sacro. I funerali saranno celebrati martedì alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Salzano a Venezia. Questa mattina è stato ricordato a Cargnacco il 79° anniversario della ritirata di Russia, la battaglia di Nikolaevka. La cerimonia si è svolta in forma statica con un numero di partecipanti limitato. Oggi è l'anniversario della battaglia di Nikolaevka, che 79 anni fa fece sì che 90.000 giovani italiani rimanessero in terra di Russia. Questo tempio nasce per volontà di un cappellano militare, Don Carlo Caneva, di cui quest'anno corre il 30° della sua morte, il quale, dopo essere stato fatto prigioniero nel 1944, e venne liberato solamente nel 1946. La prima attività che volle fare fu appunto quello di creare questo monumento in memoria di tutti i commilitoni che rimasero in terra di Russia. Nel tempo, grazie a Onur Caduti, grazie al Ministero della Difesa, riuscì nel suo compito, che era quello di riportare in Italia le salme di questi caduti. E appunto in questo tempio riposano 9.000 salme. Dopo la guerra c'è stato un rinvenimento di parecchie piastrine. Allora, una di queste piastrine è stata ritrovata un paio di anni fa in Russia, è stata ripulita, è stata rimessa a posto ed è stata consegnata alla famiglia. Oggi questa famiglia la consegnerà al museo di Cargnacco per ricordare quanto avvenne al suo parente. Nella serata di ieri, in poco meno di 3 ore, 9 scavatori dotati di pinze e martelli hanno smantellato la campata centrale del vecchio cavalcavia del nodo di Portogruaro all'intersezione dell'autostrada A4 e la A28. L'operazione di demolizione del manufatto, con lo smantellamento delle campate di riva e la pulizia della careggiata da detriti, è stata completata con successo alle prime luci dell'alba di oggi, in anticipo rispetto al programma. Infatti, già poco prima delle 7, 2 ore prima del previsto, Autovie Venete ha dato il via libera alla riapertura dell'autostrada nel tratto tra San Stino di Livenza e La Tisana. Il nodo di Portogruaro, opera principale del primo sublotto del secondo lotto della terza corsia della A4, comincia così ad assumere quella che sarà nei prossimi mesi la forma definitiva. I mezzi transitano sul nuovo cavalcavia, che rispetto a quello da poco demolito è stato costruito su 3 travi, è lungo più del doppio ed è largo quasi 20 metri. Il cantiere tra Alvisopoli e il nodo di Portogruaro è uno dei più complessi. Infatti, in un breve tratto di quasi 9 km prevede il rifacimento e la costruzione di ben 24 opere, 8 sottopassi, 8 scatolari, 5 cavalcavia e 3 ponti. L'educandato statale Collegio Uccellis ha ottenuto l'autorizzazione per ampliare la sua offerta formativa con il liceo quadriennale delle scienze umane. Si apre la possibilità per gli studenti dell'educandato statale Collegio Uccellis di concludere il percorso liceale un anno prima, allineandosi alla maggior parte dei paesi europei, con un percorso quadriennale che potrà contare sulla consolidata didattica laboratoriale già attiva in tutti i licei presenti all'Uccellis. Una bella soddisfazione per il dirigente scolastico Anna Maria Zilli, pronta a raccogliere anche questa nuova sfida in linea con l'apertura internazionale che da sempre caratterizza l'istituto e la sua utenza. È un progetto sperimentale, innovativo, che con settembre del prossimo anno accoglierà i nuovi iscritti. Si tratta del percorso di liceo quadriennale e l'indirizzo è il liceo delle scienze umane. Perché abbiamo raccolto questa possibilità? Perché crediamo importante formare i formatori e dare la possibilità ai ragazzi che si impegnano e sono motivati di raggiungere prima il traguardo di un diploma che comunque è valido a tutti gli effetti, che il Ministero riconosce per le iscrizioni a qualsiasi facoltà universitaria oppure l'inserimento in contesti lavorativi. Le iscrizioni scadono il 28, quindi ci sono ancora alcuni giorni per approfondire questa possibilità e appunto segnalarsi ed iscriversi. Orgoglio e pregiudizio è di scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con l'adattamento di Arturo Cirillo.
Dopo una fortunata serie di film e sequenze televisive, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha ospitato la prima versione teatrale italiana di Orgoglio e Pregiudizio, pièce tratta dal più conosciuto dei romanzi di Jane Austen, con produzione di Marche Teatro, Teatro di Napoli e Teatro Nazionale su adattamento di Antonio Piccolo e regia di Arturo Cirillo. Pubblicato per la prima volta nel 1813, Orgoglio e Pregiudizio è tuttora fra i libri classici più venduti, che non accusa i segni del tempo ed anzi si rivela più attuale che mai. Jane Austen racconta con impareggiabile grazia e sguardo acuto i personaggi e le caratteristiche sociali di un periodo in cui per le donne l'unica possibilità di sopravvivenza era quella di fare un buon matrimonio. Sul finire del XVIII secolo in Inghilterra il facoltoso giovanotto Charles Bingley prende in affitto Netherfield Park, una tenuta nello Staffordshire, suscitando l'attenzione e l'eccitamento delle famiglie residenti del circondario. Ad essere più incuriosita è la signora Bennet, che con le figlie in età da marito vede nella circostanza potenziali sviluppi matrimoniali. Come avviene in teatro, le storie d'amore, i matrimoni, i compromessi rifiutati e la ricerca di un posto nella società, che sono al centro del romanzo, rendono imperdibile questa pièce che scandaglia il pudore, i turbamenti, le insicurezze e naturalmente l'orgoglio e i pregiudizi che la giovinezza porta con sé, in un gioco in cui la realtà viene reinventata senza essere mai smentita. Il Pordenone Calcio invece vince a Crotone della prima vittoria esterna, lo sentiamo il tecnico Tedino al termine del match. Obiettivamente abbiamo lasciato per strada qualche punto importante nelle nostre diciamo, partite, nelle nostre esibizioni. Oggi abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo, meritavamo forse già lì il vantaggio. Finora noi come staff tecnico, quello che abbiamo richiesto da prima di gennaio, cioè di questo mercato ad oggi, abbiamo sempre richiesto delle cose e sono state sempre fatte. Non possiamo lamentarci di niente, solo che la società ha fatto giustamente un certo tipo di discorso, è una cosa che secondo me a me piace, di ringiovanire e comunque di mettere in partita dei giocatori più giovani. Mi piace lavorare con i giovani soprattutto, però questa non è stata un'idea del sottoscritto, è stata un'idea societaria, proprietaria. Noi siamo contenti perché ci danno la possibilità di fare un certo tipo di lavoro, dopo diranno un po' i risultati o quello che comunque dà la prestazione. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 19. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.